Torna dopo 10 anni ma rischia la pioggia. A Ceneda si festeggia l'Assunta con un concerto di archi sotto la loggia del Museo della Battaglia. Bach, Corelli e Boccherini, ma i veri protagonisti saranno alcuni giovani musicisti del posto. Quello che ci ha spinto è stato di creare un evento fatto da cenedesi per i cenedesi. Siamo riusciti a coinvolgere anche altri ragazzi, poi gli animatori del patronato per l'organizzazione di tutta la logistica. Un po' il motto di tutto è stato fare le cose bene, se no è meglio non farle. Un concerto che punta sulla qualità, un ritorno a piccoli passi dopo tanto tempo. Si basa tutto sul volontariato, fino a quando si è dovuto prendere atto che le cose cambiano. Il problema era il volontariato strac, perché bisognava ogni sera montare il tutto, smontare il tutto e via. A distanza di 10 anni, quello che ci fa piacere ricevere, sentire e registrare è che è partito dai giovani. In caso di pioggia ci si sposta nella cripta della cattedrale. Le previsioni per questi giorni. Con qualche precipitazione anche a carattere di rovescio, con delle temperature che andranno a calare rispetto ad oggi. Poi domenica le temperature caleranno in maniera un po' più sensibile e la nuvolosità sarà un po' più estesa. A tratti avremo ancora delle precipitazioni e comunque il dato principale sarà appunto la fine dell'ondata di caldo. L'Assunta regala una tregua, temperature finalmente più consone al periodo, un ritorno alla normalità non dopo 10 anni come per il concerto, un vuoto che la parrocchia da tempo desiderava colmare. Quando il Don Silvano parroco mi dice sempre e per l'Assunta non facciamo niente, la mia frase è quella che ormai si ripete. Don Silvano, parlule l'Assunta, ma per il 90% è Ferragosto e di conseguenza tutti che piace stare liberi